Abbiamo adesso l'intervento della dottoressa Joanna Sondel-Celermas dell'Università Jagiellonica di Cracovia, che è stata tra gli organizzatori del convegno, che non ha potuto essere qui oggi e che verrà letto da Federica Vincenti, che è segretaria dell'ANPI di Udine. Prego Federica, dove ti metti? Devo salire di là, Vieni qua che sai che cosa. Si è mantenuto il medesimo titolo, l'intervento è al titolo di L'ideologia della razza nel nazionalsocialismo e nel fascismo, Alfred Rosenberg e Giovanni Preziosi. Grazie Federico. Il 25 ottobre 2018 il Parlamento europeo, di fronte al verificarsi di una sempre crescente impennata xenofoba e razzista che negli ultimi anni ha coinvolto numerosi paesi d'Europa, ha approvato una risoluzione dove ha condannato l'aumento della violenza neofascista. Le istituzioni dell'UE hanno dichiarato così la loro profonda preoccupazione per la diffusione della retorica dell'odio e di altre forme di xenofobia e discriminazione razziale nell'Unione Europea. I frequenti episodi di intolleranza nei confronti delle minoranze etniche e religiose, che sempre più spesso vengono appoggiati da forze e partiti politici di estrema destra, sono tanto più difficili da accettare se teniamo presente che quest'anno cade l'80° anniversario degli avvenimenti della Notte dei Cristalli, ossia del grande pogrom anti-ebraico nella Germania nazista, istigato dal Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, ufficialmente al governo dal 1933, nonché dell'introduzione delle leggi razziali in Italia, emanate dal governo di Benito Mussolini nel 1938. Va ricordato che le leggi razziali della Germania nazista e dell'Italia fascista furono preparate da un'intensa attività ideologica condotta da diversi teoretici del razzismo e dell'antiebraismo. Oltre ai tedeschi, Alfred Rosenberg, allo stesso Adolf Hitler, Dietrich Eckart, Gottfried Feder, Julius Streicher, dobbiamo qui menzionare anche gli italiani come Giulio Cogni, Massimo Scaligero, Telesio Interlandi, Livio Cipriani, Julius Evola e Giovanni Preziosi. Mi sembra opportuno ricordare in questa breve relazione in particolare due importanti ideologi dell'antisemitismo, Alfred Rosenberg e Giovanni Preziosi, le cui teorie svolsero un ruolo significativo nella legittimazione della legislazione anti-ebraica introdotta negli anni 30 in entrambi i paesi. Le idee di Alfred Rosenberg, architetto tedesco, considerato il maggiore filosofo e ideologo del nazionalsocialismo, presentate nella sua opera principale, Il mito del XX secolo, nel 1930, influirono significativamente sulla definizione delle leggi razziali nella Germania nazista, sia nel paragrafo ariano del 1933 che nelle leggi di Norimberga del 1935. Allo stesso modo, l'attività pubblicistica di Giovanni Preziosi, giornalista irpino di convinzioni nazionaliste, poi passato al fascismo, antimassone e anticomunista, svolta già dall'inizio degli anni '20 sul suo giornale La Vita Italiana, ebbe un ruolo significativo nella radicalizzazione anti-ebraica del fascismo repubblicano negli anni 1943-1945, a partire dall'introduzione del punto numero 7 nel Manifesto di Verona, dove gli appartenenti alla razza ebraica vennero definiti stranieri e appartenenti a nazionalità nemica durante la guerra in corso, fino alle proposte presentate dall'Ispettorato Generale per la Razza, da lui diretto dal marzo 1944.
Le idee di entrambi i teorici dell'antisemitismo derivano dalle stesse origini e presentano diverse concordanze ideologiche, anche se Preziosi, oltre ad essere un filo nazista e un ammiratore della politica anti-ebraica messa in atto dal Terzo Reich, era un rappresentante della corrente esoterico-tradizionalista del razzismo fascista, come l'altro importante ideologo dell'antisemitismo fascista, Julius Evola, molto vicina e sicuramente ispirata al razzismo tedesco. Il redattore della Vita Italiana aveva infatti coltivato contatti diretti con diverse istituzioni ideologiche del partito nazista, tra i quali l'Istituto per le ricerche sulla questione ebraica a Francoforte, diretto dal dottor Grau, e anche con lo stesso Alfred Rosenberg. Dal 1942 faceva parte della direzione del Centro Triestino per lo studio della questione ebraica e dopo il 25 luglio 1943 si era rifugiato in Germania, da dove era rientrato solo dopo il 15 marzo 1944, quando fu nominato, grazie al sostegno di Rosenberg, l'ispettore generale della razza, alle dipendenze della presidenza del Consiglio della RSI. Sulla formazione del pensiero di entrambi influirono le teorie presentate nel livello Protocolli dei Savi di Sion, il famoso testo sulla presunta cospirazione ebraica internazionale occulta, che voleva mettere le mani sulle leve del potere mondiale. Questo testo, contenente le presunte decisioni del primo congresso sionista, svoltosi a Basilea nel 1893, nonostante la comprovata falsità dei suoi documenti, ebbe molta fortuna nell'Europa degli anni 20 e 30 e influenzò diverse idee antisemite. In particolare, sia Alfred Rosenberg che Giovanni Preziosi, che erano i curatori rispettivamente della sua versione tedesca e italiana, ne ripresero la convinzione dell'esistenza di una cospirazione giudeo-massonico-bolscevica mondiale e della necessità di affrontarla con tutte le forze a disposizione. L'ideologia razziale di Rosenberg, che a mio avviso influì sulle teorie di Preziosi, si basava sul cosiddetto paradigma dello spirito ebraico. Entrambi erano convinti dell'esistenza di una natura ebraica, dell'essenza ebraica, che aveva le sue origini nella religione giudaica e nel Talmud. Secondo il filosofo tedesco, questo carattere distruttivo dello spirito ebraico si manifestava in tutte le sfere della vita politica e sociale ed era responsabile del disprezzo e dell'odio degli ebrei per i cristiani. Già nel testo Un Moral im Talmud, pubblicato nel 1920, egli dimostrava che il rapporto negativo degli ebrei verso Gesù Cristo dell'antica Palestina era dovuto alla loro intolleranza verso gli estranei e alla chiara volontà di conservare la propria identità nazionale. Pertanto, secondo Rosenberg, il parlare dell'assimilazione degli ebrei nei 3000 anni di storia ebraica costituiva una bugia e bisognava tornare alla vecchia pratica di isolare gli ebrei nei ghetti. Egli era convinto che gli ebrei cercassero di creare un proprio Stato all'interno degli Stati, dove vivono, o un loro Stato sopra gli altri Stati. E per fronteggiare questo pericolo bisognava creare una internazionale antisemita, per contrapporsi agli intrighi subdoli degli ebrei europei e americani. A suo parere, erano proprio loro, grazie alle proprie influenze politiche e economiche, a costituire il più grande pericolo, cercando di sottomettere al loro dominio tutto il potere mondiale. A differenza di Adolf Hitler, che odiava in particolare le masse ebraiche povere dell'Europa centro-orientale, i cosiddetti Ostjuden, temendo che potessero disonorare la razza ariana, Rosenberg intravedeva dunque il principale pericolo negli ebrei capitalisti
dell'Europa occidentale e degli Stati Uniti d'America. Allo stesso modo, Preziosi, il quale fin dal 1921 dedicò molto spazio sulla vita italiana al complotto ebraico, nell'articolo 10 punti fondamentali del problema ebraico, pubblicato nell'agosto 1937, affermò che la razza era nell'ebreo un modo d'essere, un'essenza, un istinto, che in seguito all'influenza millenaria della legge talmudica aveva acquisito il carattere di immutabilità e inalterabilità per effetto della legge. Va ricordato che nel famoso memoriale, scritto in forma di lettera a Benito Mussolini il 31 gennaio 1944, egli insisteva che le cause che avevano portato al 25 luglio erano la mancata soluzione del problema ebraico e del problema della massoneria nella vita dello Stato e del partito fascista. Pertanto, Preziosi proponeva la soluzione integrale del problema ebraico, cioè la totale eliminazione degli ebrei, allo scopo di realizzare una unità europea ariana. Il paradigma dello spirito ebraico di Rosenberg era legato al mito del sangue, ossia alla convinzione che era la razza nordica ad aver inciso maggiormente nella storia dell'umanità. A parere del filosofo tedesco, il miglior esempio della razza nordica erano i germani, quali artefici di tutte le importanti scoperte scientifiche, tecniche e culturali nella storia dell'umanità. Sull'estremo opposto si trovavano invece gli ebrei, definiti l'antirazza, Gegenrasse, che secondo Rosenberg costituivano una demoniaca forza distruttiva, tendente con premeditazione a danneggiare la razza nordica. Grazie a queste teorie di Rosenberg, affiancate dalle convinzioni di Adolf Hitler, presentate nel Mein Kampf, gli ebrei diventarono il nemico obiettivo e il capro espiatorio della Germania nazista. Questo concetto dell'ebreo nemico assoluto dei germanici ariani e la necessità di proteggere la purezza del sangue tedesco trovò la sua applicazione nelle leggi di Norimberga, promulgate dal Reichstag il 5 settembre 1935, che escludevano gli ebrei dal Volksgenosse tedesco. Sulla costruzione dell'ebreo come nemico assoluto, del tutto inassimilabile, si basava anche la richiesta di un inasprimento della legislazione anti-ebraica avanzata da Preziosi sulle pagine della vita italiana fin dal 1940. Preziosi elaborò un concetto di razza biospirituale, conformemente al quale una goccia di sangue bastava per definire un ebreo. Diventato il 15 marzo 1944 ispettore generale per la razza, doveva occuparsi dell'introduzione delle specifiche leggi razziali, elaborate sul modello di quelle naziste, varate a Norimberga il 15 settembre 1935, al fine di eliminare dalla vita nazionale gli ebrei, i meticci e in genere i cittadini di sangue straniero. Le nuove leggi dovevano costituire una revisione e un completamento di quelle emanate nel 1938, in quanto, secondo il giornalista Irpino, la norma fissata dal Gran Consiglio del Fascismo del 7 ottobre 1938, che considerava di razza ebraica solamente chi nasceva da genitori entrambi ebrei, fu un errore. A suo parere, tale principio andava condotto a far considerare ariani di razza e italiani di nazione tutti i meticci. Egli si scagliava inoltre contro l'istituzione delle cosiddette arianizzazioni, cioè il fatto che la norma considerava non più di razza ebraica l'ebreo o l'ebrea battezzati. Nei nuovi progetti legislativi proponeva l'introduzione del concetto di sangue italiano o straniero
corrispondente a ariano e non ariano, e della categoria dei meticci, suddivisi in primo grado e secondo grado, come era anche previsto nella normativa nazista del 1935. Conformemente all'articolo 1 della nuova legge, dovevano essere considerati di sangue italiano i cittadini italiani i cui ascendenti, residenti in Italia almeno dal 1 gennaio 1800, fossero di razza ariana e immuni da incroci con ebrei o con altre razze eterogenee. Va ricordato che Preziosi voleva inoltre estendere la categoria di ebreo o comunque non ariano alle persone di sangue italiano coniugato con persone di sangue straniero o meticcio di primo grado. Anche questa proposta, che fu comunque bloccata dal ministro degli interni della RSI, Guido Buffarini Guidi, si può notare un influsso di Rosenberg, il quale, ancora prima del 1933, cercando di trovare una definizione dell'ebreo, proponeva di prendere in considerazione anche i legami familiari, sposo o sposa ebreo, oltre al criterio razziale. La nuova legislazione antisemita, voluta fortemente da Preziosi, pur essendo approvata nell'ultimo Consiglio dei Ministri della RSI il 16 aprile 1945, non fu fortunatamente mai applicata. Entrambi gli ideologi dell'antisemitismo continuarono la loro crociata anti-ebraica fino all'ultimo. Rosenberg metteva in guardia contro il pericolo ebraico ancora negli ultimi appunti scritti nel 1946, mentre si trovava nella cella aspettando l'esecuzione della sentenza di morte del Tribunale di Norimberga. Analogamente, Preziosi avvertiva contro il complotto ebraico-massone fino alla sua morte, suicida, avvenuta nella notte tra il 25 e il 26 aprile 1945. L'attività pubblicistica di Preziosi e Rosenberg, iniziata già nei primi anni 20, dunque ancora prima della marcia su Roma di Mussolini e nel periodo della Repubblica di Weimar, contribuì significativamente alla costruzione della figura del nemico razziale e politico, che doveva essere escluso dalla comunità nazionale. Questa categoria del diverso, radicandosi nell'opinione pubblica, si dimostrò in seguito molto efficace nella propaganda dei sistemi totalitari, preparando il terreno all'introduzione delle leggi razziali. Grazie Federica, direi che questo intervento di Johanna Sondel-Cedermatt chiude un po' il cerchio del discorso iniziato, riportandoci alla radice ideologica e filosofica dell'antisemitismo delle leggi italiane del 1938.